Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su The Hunter per il secondo video della stagione di caccia. Vai ragazzi, sono le 16 del pomeriggio. In questa parte dell'isola abbiamo orsi, alci, black e whitetail. Quindi sono dei cervi diversi, uno con delle robe nere e uno con delle cose bianche, insomma. Scusate per questa descrizione molto scientifica, ma... Ok. Vediamo cosa c'è in giro. Oggi vogliamo una bella bestia, eh? Pa, 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 pa. Penso a beccare l'orso, magari. Speriamo di sentire qualcosa il prima possibile. Ah, Dio mio. Non pensavo, insomma, sta serie è veramente piaciuta a tanta gente. Sono proprio contento, non me l'aspettavo. Dai, qualcuno deve muoversi, dai. C'è nessuno? Per il momento calma piatta, eh. Né tracce né rumori. Non so se c'è qualcosa. Che mangia cappellotti, dai! Dobbiamo aver pazienza ragazzi, bisogna aver pazienza. Vediamo. Dai, un rumoretto, qualcosa, una traccia. Sono già tutti a dormire? Vediamo un po' col binocolo. Non si vede un cazzo. Niente da fare.
cercando di capire se riesco a vedere qualcosa a vista. È che è tanto difficile. Certo che se non ho una cazzo di traccia. Siamo da 5 minuti e ancora nulla, ragazzi. Ancora nulla. Finalmente. Alce. Qua in giro forse c'è un'alce. Pianino pianino. Purtroppo non ho ancora preso lo spray, quindi secondo me è tutto un po' più difficile. Feci. Ok. Dobbiamo fare veramente piano, eh. Non è vicinissima, ma non è neanche lontana. Pian pianin, pian pianin. Dai, rispondimi, cazzo. Dai, tesoro. Dai, fantastica creatura, rispondimi. Ah, avevi anche una bella visuale, porca miseria. Posso avere un po' di culo? Insomma, me lo becco davanti col culo che ho. Guarda che belle le montagne. Cos'è? Golden... Questa cosa non la so, se è una cosa nuova del gioco, non so cosa ho fatto. Qua non vedo una mazza, eh. Ok. Tanto c'è quasi il tramonto. Bellissimo, che grafica, fioi, che roba. Si sono inventati un super giocone. Vediamo se qua c'è qualcosa. Oh, calma piatta, eh. Maledetti. Sembra anche un buon posto questo cazzo da qua, poi sono in salita, vedo benissimo.
Nulla. Andiamo verso di qua. Siamo da 11 minuti circa e ancora niente, eh. Ho bisogno di un rumore, qualcosa, perché sennò è veramente dura. Cioè, senza un suono o tracce vicine è molto molto dura. Era 2 ore che provo a fare dei richiami, niente, cioè, niente da fare. Non c'è nulla da fare. Gli animali sono andati in letargo. Ho fatalità il primo video, ho avuto culo, ho beccato subito qualcosa, ma adesso ugat. Porca miseria, oh. Scusate se parlo poco ragazzi, ma sto concentrato perché non voglio fare cappotto. Dai, rispondete. Eccolo qua. Alce. Finalmente. Roosevelt Elk. Dai, comendone. Non è troppo lontana. Eccola là.
Eccola là. Eccola là, ragazzi. Non è un tiro facile. Merda. Speriamo di averla presa, ragazzi. Comunque non un colpo letale. Ma dobbiamo pregare il Signore che vediamo. Se vediamo sangue, allora è abbiamo chance. Era distante il tiro, eh. Speriamo bene, ragazzi. Ok, qualcosa c'è. Vediamo. Sangue. Ok. Sangue. No. Ok, di qua. Ok. Ok. Eccola qua. Buona. Buona, dai. Non male. Eccolo qua. Vediamo un attimo. Bella, maschio. Allora, l'abbiamo beccato nel corpo. Alce, 384 kg, maschio. Scorcio 71.000, non mi ricordo il punteggio, da 81 metri. Buono, ragazzi. Ottima cattura. Tarara. Fotina. Fotina, ricordo. Ok. Buono. Buona cattura questa, ragazzi. Non era un tiro semplicissimo perché avevo anche gli alberi in mezzo alle balle. Un po' anche maschio, quindi veramente bene, non mi sembra tanto grossa, chiaramente non mi sembra con delle corna non incredibili, però insomma, adesso dopo vado a vedere gli score, quanto è il massimo, così ci facciamo un'idea di cosa dobbiamo fare. Quanto manca anche alla fine, vediamo. Abbiamo ancora un pochino, ce l'abbiamo, dai. Questa forse sempre dell'alce. Sì. E abbiamo inchiappettato il maschio di alce. E vai. L'importante è non fare cappotto, ragazzi. Meno male che l'ho vista a occhio. Cos'è, un topo con uno scoiattolo, cazzo? È che il mio obiettivo è il cervo capobranco, cioè il maschio adulto con 2 corna così. Pochi rumori però, eh. Per carità, un buon score, un rumore, un morto, però... Purtroppo non abbiamo tantissimo tempo ancora. Ho potuto pensare anche magari di fare il meglio di, cioè fare una registrazione anche di 5-6 ore e dopo fare dei montaggi e mettere il meglio.
È che non è facile, purtroppo il tempo, ragazzi, è quello che è. Oh, niente da fare. Anche gli animali oggi stanno per i cazzi loro. Poche tracce anche, si muovono poco, eh. Calma piatta. E vedi là dove ci sono tutti quegli alberi. Forse qualcosa. Magari un bel orso bruno cattivo. Proviamo ancora un'ultima volta. Dai. Su José mi risponde Tita Macari. Ah, ok. Niente, praticamente quello che ho capito, chiude. Poi non puoi più cacciare dopo la fine. Vabbè, vediamo. Se è così, concludiamo qua. Non è mai successa sta roba, non l'avevo mai vista. Non mi ricordo più che altro. Raga, non mi ricordo un cazzo, solo per rincoglionio. 2, 1. Ah, ok. Perfetto, raga, è finita. È ora di chiusura di caccia. Raga, è andata anche abbastanza bene. Alla fin dei conti abbiamo preso una buona alce maschio. E niente, come sempre l'obiettivo è sempre quello di portare a casa il bestione. E speriamo che prima o poi di portare a casa l'animale a trofeo. Ragazzi, alla prossima. Ciao!